tutti, siamo nella scuola Ugo Foscolo. Durante il doposcuola si può pranzare, giocare, fare i compiti e si imparano un sacco di cose durante le lezioni alternative. Questa è l'aula in cui ci troviamo a svolgere i compiti e a fare i lavori manuali. Per esempio, lavoriamo l'argilla, disegniamo e dipingiamo. Ti piace fare i compiti? Mi piace fare i compiti quando sono in compagnia. Ti piace stare al doposcuola? Sì, Perché? perché si possono fare tanti lavoretti. Ti piace stare al doposcuola? Sì, Perché? perché si possono fare tante cose belle. Vi presentiamo la nostra maestra del pomeriggio, Alessandra. Perché dobbiamo fare i compiti in silenzio? Questa è una bella domanda. I compiti si fanno in silenzio perché così fate meno fatica a farli e fate anche fare meno fatica agli altri a farli. Che lavoretto ti piace farsi fare? Mi piace tanto farvi lavorare con l'argilla perché ho visto che piace tanto anche a voi, però un'altra cosa è anche farvi costruire i giocattoli, i vostri giochi. Come ti aiuta la maestra? Quando non capisco un esercizio mi legge la consegna e me lo fa capire. Passa tra i banchi e guarda se qualcuno ha bisogno, guarda il diario prima di fare i compiti e ci corregge i compiti. Consiglieresti a qualcuno di venirci? Sì, perché è un luogo veramente bello in cui puoi fare dei bellissimi lavoretti, in cui vengono anche delle persone a fare, per esempio, ballare o fare dei lavoretti e poi si gioca benissimo con la maestra che è eccezionale. Prima e dopo i compiti usciamo fuori a giocare. Qual è il tuo gioco preferito? Il gioco del fazzoletto. Si va d'accordo qui al doposcuola? Sì, molto. E quando non si va d'accordo si risolve subito il problema. Vi aspettiamo qui il prossimo anno. Ciao!